essere. Sconvolge la Marca la storia della mamma 39enne morta 5 giorni dopo aver partorito 2 gemelli. I medici abbiamo fatto tutto il possibile. L'infezione legata forse ad un intervento subito dalla donna 9 anni fa. La foto di loro due abbracciati e un semplice ciao Maria. Il saluto su Facebook del papà dei 2 gemellini alla moglie. Intanto i medici sconvolti verranno seguiti da uno psicologo. Il congelamento del governo sui fondi per il bando periferie e le polemiche nel capoluogo. Non posso essere soddisfatto, dice il sindaco Mario Conte, mi farò portavoce con i parlamentari trevigiani. Si è spostato da Preganziola a Treviso un gruppetto di nomadi, camper e roulotte al Foro Boario con il sindaco Mario Conte che annuncia entro le 14 di domani se ne andranno. Dopo il caso della mamma che ha presentato una denuncia in procura per la figlia malata costretta a stare a casa dall'asilo per la presenza di bimbi non vaccinati, l'intervento della Federazione Scuole Materne, i presidi istitutari non rispettando la legge. ZTL da settembre con l'inizio delle scuole in arrivo i display luminosi per segnalare la riapertura dei varchi elettronici, si inizia da Ponte San Francesco. È stato un successo l'edizione 2018 di Suoni di Marca, oggi organizzatori e comuni hanno tracciato il bilancio dell'evento sulle mura e si pensa già al prossimo anno. La 22enne di Montebelluna, Margherita Panziera, vince la medaglia d'oro agli europei di nuoto a Glasgow. L'atleta trevigiana ha trionfato nel 200 d'orso. Edizione trevigiana dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. In apertura la morte della 39enne Maria Buso, la mamma di Maserada, stroncata dalla setticemia dopo aver dato alla luce 2 gemellini. L'ospedale si stringe intorno alla famiglia e chiarisce una tragica fatalità legata probabilmente ad un intervento risalente al 2009. Intanto il marito Fabio la saluta con un post struggente. Un saluto semplice ma pieno d'amore, ciao Maria, e quella foto scattata quando la tragedia che ha colpito la loro famiglia non era neppure immaginabile. Fabio Piovesana ha affidato a quell'abbraccio postato su Facebook lo strazio in cui è piombato da ieri pomeriggio, quando la moglie Maria Buso, di 39 anni, è morta dopo aver dato alla luce, venerdì, 2 gemellini. Una gravidanza senza complicazioni. Per lunedì 6 agosto era programmato il cesareo, ma solo perché i 2 bimbi erano podalici. Venerdì la donna è però arrivata in ospedale con i primi sintomi del travaglio ed è stata operata d'urgenza. Tutto è filato liscio fino alla domenica mattina. Respirazione alterata, dolori, qualcosa a livello addominale non andava e il chirurgo ha deciso di operare. A seguito dell'intervento è stato riscontrato un quadro di necrosi di un'ansa intestinale e quindi un grave quadro addominale che poi ha portato allo shock settico. La signora nel 2009 aveva fatto un bypass gastrico in un altro ospedale. E questo probabilmente nel corso di una gravidanza in cui si modifica il quadro anatomico e a seguito di quello che può darsi che sia accaduto è possibile che abbia ceduto il punto di minore resistenza dell'intestino che era forse l'esito del bypass gastrico. Non una conseguenza del cesareo dunque, ma una tragica, imprevedibile concomitanza con un decorso rapido e inaspettato che ha lasciato sotto shock i familiari e gli stessi operatori sanitari di ostetricia e della rianimazione. Noi riteniamo che sia stato fatto tutto il possibile in questa situazione che però è stata molto grave e che purtroppo ha portato all'esito della signora. Si pensa che gli operatori sanitari a volte siano abituati all'evento sfavorevole alla morte, in realtà non è così e tutti noi abbiamo vissuto questo evento in maniera molto sofferta e per cui abbiamo chiesto un incontro con lo psicologo e vediamo come riusciamo a superare anche noi questo momento complesso. Dalla direzione dell'ospedale e dai medici solidarietà e vicinanza alla famiglia di Maserada. Mamma Maria ha potuto tenere in braccio i suoi bambini solo poche ore prima che si consumasse il dramma. I suoi piccoli le sono stati accanto anche mentre si spegneva. Li abbiamo più volte portati giù e l'ultima volta sono stati portati ieri mattina entrambi i gemelli e sono stati lasciati con il papà e la nonna e messi a fianco alla mamma e li abbiamo lasciati un po' assieme, ecco, a vedere questo momento tra mamma e i bambini.
Adesso la politica, con il voto in Senato del decreto mille proroghe che ha di fatto congelato i soldi per le periferie, ed esplode la rabbia dei sindaci sia di destra che di sinistra. Nemmeno il tempo di votare in Senato il decreto mille proroghe, che è già iniziata la rivolta dei sindaci, e poco importa il colore politico, siano di destra o di sinistra, la rabbia sta montando contro la sospensione delle convenzioni del bando periferie, con la richiesta di un rinvio al 2020 dei fondi destinati ai diversi progetti per rilanciare le aree urbane. Misura votata a larga maggioranza anche, come mostrato da un video pubblicato sulla sua pagina Facebook, dal senatore leghista Andrea Ostellari, dagli esponenti del Partito Democratico, che in passato con i governi Renzi e Gentiloni volle proprio il bando. In Veneto sono quasi 150 i milioni che i comuni vedono allontanarsi dalle loro casse. Per tutti parla la presidente di ANCI Veneto Maria Rosa Pavanello. Ci preoccupa molto quanto sta succedendo. Il rinvio, dice, rischia infatti di mettere in difficoltà molte amministrazioni comunali che avevano programmato gli interventi. Non si può tornare indietro, continua la Pavanello, perché significa togliere risorse alla riqualificazione di zone degradate. L'ANCI Veneto si appella ai parlamentari veneti perché intervengano e intende avviare un dialogo ed organizzare un incontro con i sindaci per trovare una posizione condivisa. Più attendista al momento il governatore del Veneto Zaia. Si legge dell'incostituzionalità, si dice che il congelamento, e da quello che ho letto anche dalle dichiarazioni di esponenti del governo, è solo un rimandare al 2020 il finanziamento. Il congelamento avviene per l'incostituzionalità della norma. Dall'altro apprendo che non tutta l'operazione aveva la copertura finanziaria, e poi infine c'erano 96 comuni. È pur vero che il governo ha aperto invece per il finanziamento e dar modo di investire a 8.000 comuni. Definisce invece molto grave questo congelamento Maria Rosa Barazza, presidente dell'associazione Comuni Marca Trevigiana. Perdiamo tanti soldi che già, almeno per la città di Treviso, mi pare erano già destinati, c'era una pianificazione dei progetti e di tutto quello che poi sarebbe seguito. Si progetta, si pianifica e poi salta tutto. Non si può continuare così, credo che una mobilitazione ci sarà. 14 milioni di euro i soldi che Treviso avrebbe voluto investire per la riqualificazione di Santa Maria del Rovere e Silvana, progetti che ora rischiano di finire chiusi in un cassetto. Ovviamente non posso essere soddisfatto di questo emendamento perché di fatto penalizza Treviso. Conte, che ha già preso contatti con i colleghi di Verona e Vicenza e che si dice pronto a farsi portavoce dei cittadini. Per far sì che attraverso anche i nostri parlamentari si possa sbloccare si possono sbloccare questi fondi. In tutta la faccenda Conte trova però un lato positivo. Se questo rinvio consente alle amministrazioni di poter agire e modificare i progetti, non nascondo che ne sarei felice, anche perché noi abbiamo ereditato una progettualità dalla precedente amministrazione che non ci convince. E colui che era stato l'artefice dell'assegnazione dei fondi al capoluogo della Marca, l'ex sindaco di Treviso Giovanni Manildo, parla di decisione grave e illegittima, ecco le sue parole. È un provvedimento che fa arrabbiare, la prima reazione assolutamente di rabbia, perché unilateralmente non si può rompere un patto che il governo aveva con i sindaci e le comunità. Erano soldi importanti per Treviso, 14 milioni di euro, ma non soltanto per Treviso, per tutta Italia, opere fondamentali per rivitalizzare le nostre periferie e farle crescere meglio. Sono soldi investiti in sicurezza e qualità della vita, quindi penso proprio che sia necessario a settembre ritornare indietro e far sì che questi soldi siano da subito disponibili per i nostri comuni. Penso che tutti i sindaci che hanno a cuore le loro comunità vogliano che questi soldi siano investiti come promesso nei loro territori, quindi è trasversale, al di là del colore politico. Tutti i sindaci dell'ANCI, tutti i sindaci che ho sentito, alcuni anche che mi hanno scritto, vogliono che questi soldi, che questo patto sia rispettato e che questi soldi arrivano alle comunità. È stata una decisione assolutamente grave, inaspettata, illegittima, e penso che sia necessario lavorare tutti per ripristinare questi fondi. Si è spostato da Preganziola a Treviso un gruppetto di nomadi, camper e roulotte al Foro Boario, con il sindaco Mario Conte che annuncia entro le 14 di domani se ne andranno.
Nomadi del parcheggio del Foro Boario, accanto al comando della Polizia Locale di via Castello d'Amore e alla sede del centro anziani. Si tratterebbe degli stessi nomadi di origine bresciana sgomberati nelle scorse ore da Preganziol. Lì avevano prima parcheggiato camper e roulotte nei pressi delle piscine comunali, poi si erano spostati nel parcheggio del supermercato Iperlando. In fuga, pare, da una faida familiare, il gruppetto aveva suscitato con la propria presenza la reazione dei residenti, che avevano spinto il sindaco Paolo Galeano a sgomberarli. Avevano teoricamente preso la strada di Oderzo, ma alla fine hanno optato per una tappa a Treviso. Ieri sera sono arrivati una cinquantina di rom con una decina di mezzi. Questa mattina gli agenti della polizia locale li hanno già identificati. Personalmente sono andato sul posto e abbiamo concordato appunto con questa famiglia rom che domani entro le ore 14 ripartiranno e se ne andranno dal nostro territorio. Ho comunque già inoltrato l'ordinanza di sgombero entro le 48 ore, quindi in ogni caso già nella giornata di domani l'area verrà liberata. Con le buone o con le cattive, dice il sindaco, devono lasciare la città. Di certo però in quell'area là, che oggi è particolarmente utilizzata da camper che vengono in città per motivi turistici, non possono assolutamente stare, quindi domani libereranno l'area e lasceranno spazio ai turisti. Questione vaccini, mentre tra i presidi e il governo continua il braccio di ferro sull'autocertificazione, sufficiente secondo il ministro per l'ingresso a scuola a settembre, la FISM Veneto ribadisce a parrocchie e direttori di asili e scuole d'infanzia di attenersi strettamente alle regole. La normativa parlava e parla chiaro, fintanto che non ci sarà un cambio di direzione si dovrà attenersi tutti alla normativa. Da un lato il caso della famiglia trevigiana che ha presentato denuncia contro ignoti perché nella scuola materna della figlia immunodepressa dopo un trapianto 2 bambini non vaccinati che l'istituto non ha allontanato hanno rischiato di trasmetterle la varicella. Dall'altro la dura presa di posizione dei presidi italiani che in mancanza di una nuova legge si tutelano osservando le restrizioni della Lorenzin. Ed è lo stesso consiglio che la FISM, la Federazione delle Scuole Materne Cattoliche, dà ai propri associati. Noi abbiamo sempre consigliato ai gestori, a noi associati, alla Federazione Italiana delle Scuole Materne, di attenersi alle indicazioni che venivano date. Erano indicazioni assolutamente stringenti, non è che in questi mesi, in quest'anno ci fossero molti margini per uscire, diciamo, dal perimetro normativo e legale. Ci si doveva attenere a quello che prevedeva e che prevede la normativa. Se la normativa verrà cambiata alla volta di settembre, allora con appunto le nuove indicazioni daremo di nuovo indicazioni ai gestori di comportarsi diversamente o chiedere documentazione o altro o avere di fronte delle scadenze in capo alle famiglie diverse. Per il momento non è così, quindi chiediamo di fare attenzione a tutti i gestori. La tutela della salute prevale sull'aspetto didattico ed educativo, aggiunge il presidente FISM. Soprattutto quelli che, essendo in difficoltà perché magari non possono essere vaccinati perché immunodepressi o altro, bisogna assolutamente fare in modo di tutelare in primis loro, ma soprattutto tutta la comunità che viene accolta. Quindi atteniamoci alle regole. Varchi elettronici, novità per settembre. Il vice sindaco di Treviso conferma che le modifiche all'attuale chiusura delle ZTL stanno procedendo secondo i tempi stabiliti. Varco elettronico di Ponte San Francesco riaperto da settembre. Le auto torneranno a poter circolare lungo via Campana, piazza San Vito e via Municipio, di fatto l'ultima zona in cui la precedente amministrazione aveva limitato il traffico. L'attuazione di quanto deciso in giunta nei giorni scorsi, vale a dire varco attivo solo di notte dalle 23 alle 6 e nei fine settimana, procede secondo le scadenze che la nuova squadra di Cassugana si è data. I prossimi passi saranno risistemare la segnaletica stradale, quindi rivedere proprio la cartellonistica legata ai divieti, rivedere l'aspetto della sosta
tra il Ponte San Francesco, Piazzetta Dolfin e Piazza San Vito, e poi alla fine di questo percorso, che sarà tra fine agosto e i primi di settembre, avere il pannello segnalatore che segnalerà quando la ZTL è attiva e quando essa è disattivata. Display elettronici dunque per segnalare se il varco in quel momento è attivo oppure no. La pedonalizzazione è congelata. L'amministrazione di centrodestra la vuole, ma solo quando la città sarà davvero attrezzata per viverla senza venirne penalizzata. Si cambia registro e si comincia da Ponte San Francesco. Piccola rivoluzione che potrebbe partire con la riapertura delle scuole. Piccola rivoluzione che potrebbe partire con la riapertura delle scuole, direi di sì. Netto incremento degli accessi al pronto soccorso in Veneto nella prima settimana di agosto con picchi del 18-20%, una prima ricognizione effettuata dal Centro regionale per l'emergenza e l'urgenza della sanità veneta nelle settimane più calde dell'estate 2018 evidenzia un aumento degli accessi per sintomi e patologie che appaiono correlate al gran caldo e all'afa di questi giorni, con problemi per le persone più fragili come anziani, malati cronici e bambini. Non risultano comunque decessi al momento per colpi di calore, precisa Gianna Vettore, responsabile del coordinamento regionale dei pronto soccorso e dei servizi di emergenza. Tra gli effetti collaterali registrati vi è anche l'aumento di broncopolmoniti a causa degli sbalzi improvvisi di temperatura tra gli ambienti. Intanto da oggi pomeriggio in Veneto, ma soprattutto domani, venerdì 10 agosto, saranno possibili rovesci temporaleschi con probabilità di fenomeni anche intensi. La fase di instabilità si protrarrà sino alle prime ore di sabato, quando non sono esclusi fenomeni anche intensi ma con minore probabilità. Viste le previsioni meteorologiche, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha diramato lo stato di attenzione valido sino alla mezzanotte di sabato 11 per possibili problemi idrogeologici che potrebbero verificarsi nei bacini idrografici del territorio regionale. E per far fronte all'emergenza idrogeologica in caso delle cosiddette bombe d'acqua, Zero Branco si attrezza con un bacino di laminazione, lavori al via in questi giorni. Da qualche giorno le ruspe sono al lavoro lungo il corso del Rio Vernise, nella campagna di Zero Branco. Scavano per allargare l'alveo del canale, principale affluente del fiume Zero, e per ricavare delle casse di espansione da utilizzare in caso di maltempo. Un progetto antico, nato nel 2001 e approvato nel 2004, ma iniziato solo oggi e, strada facendo, cambiato nei suoi obiettivi. Da bacino di scolo e raccolta per i nitrati utilizzati in agricoltura a casse di espansione per scongiurare il rischio di allagamenti, perché se da un lato le nuove direttive sull'utilizzo responsabile di concimanti e fitosanitari hanno portato ad una riduzione del rischio inquinamento, negli ultimi anni si è fatto sentire in modo sempre più urgente un altro rischio, quello degli allagamenti causati dalle cosiddette bombe d'acqua, precipitazioni piovose intense e improvvise che nel bacino di laminazione dovrebbero trovare sfogo, senza riversarsi su strade, campi e abitazioni. Tanta pioggia in poco tempo, bisogna invasare, non farla andare via subito, perché va via sì, ma dove? Su quello degli altri. Quel progetto partito con quello scopo, strada facendo è diventato quel secondo scopo, e cioè quello di casse di espansione, luoghi di bacino di invaso dove precipita l'inquinante se c'è ancora, e soprattutto invasa acqua prima che arrivi ad ingrossare i canali successivi. Progetto finanziato da fondi europei passando per la Regione Veneto per un importo complessivo di 3,2 milioni di euro. 121 in tutto i terreni espropriati per far posto alla cassa di espansione, quasi tutti in comune di Zero Branco, gli altri in quello di Scorzè. Il bacino di laminazione dovrebbe essere ultimato nel prossimo inverno, disinnescando, si spera, le future bombe d'acqua. Ci fermiamo adesso per pochi minuti di pubblicità, a tra poco. Rieccoci in diretta per parlare di salute, perché le abitudini alimentari, gli stili di vita dell'epoca moderna, insieme ad un aumento medio dell'età della popolazione, alla base di un aumento delle patologie renali. A San Donà di Piave, inaugurato questa mattina il nuovo centro di nefrologia e dialisi. Eccolo.
Taglio del nastro all'ospedale di San Donà di Piave, dove è stato inaugurato il nuovo centro di dialisi e nefrologia che insieme agli altri nosocomi dell'USL 4 offrirà un servizio di qualità ai quasi 100 dializzati del territorio. Qui siamo passati da 8 a 20 posti letto, 18 posti letto stanziali, uno per le urgenze e uno per i pazienti che devono rimanere da soli. Un impianto di osmosi che è il migliore in Italia in questo momento, con tecnologia di ultimissimo livello e quindi vuol dire anche umanizzazione del servizio. La nuova unità di dialisi posta al piano terra grazie ad un investimento di 2 milioni di euro si propone centro d'eccellenza per le patologie renali, l'ennesima risposta al territorio. C'è una concentrazione di popolazione nell'area di San Donà e del San Donatese che giustifica gli investimenti che sono stati fatti e quelli che verranno completati. E l'offerta assistenziale dell'USL 4 nel periodo estivo si amplia ulteriormente. Nel periodo estivo noi abbiamo anche i centri estivi della dialisi, siamo l'unica azienda sanitaria in Italia e in Europa ad aprire una dialisi solo per i turisti per permettergli di fare le vacanze. Strutture e macchinari d'avanguardia dunque per una patologia sempre più in aumento. Che è una patologia un po' del benessere inteso in tutti i sensi, nel senso diciamo del migliore qualità di vita, di gente che ha aumentato il loro introito calorico e in più un maggior numero di persone che raggiungono l'età anziana. Obiettivo raggiunto, dice Paolo Gatto, direttore artistico di Suoni di Marca, e si guarda già all'edizione dell'anno prossimo. Il caldo torrido di quest'estate non ha fermato il popolo di Suoni di Marca che, se nella fascia tra le 19 e le 20:30 è stato meno numeroso per i grandi eventi in calendario, ha combattuto anche le elevate temperature pur di esserci. Le serate importanti come Nina Zilli, come Grignani, come Morciba, come Wakeman, ma a transito le 20.000 persone ci sono sempre state. Paolo Gatto parla di obiettivo raggiunto, soddisfatto per come in generale si è svolta la manifestazione, dall'ordine pubblico che non ha registrato particolari problemi grazie, spiega, al lavoro di questura e polizia locale, alla questione decibel, pochissime, conferma anche Calsugana, alle segnalazioni giunte dai cittadini, e questo grazie agli accorgimenti adottati per limitare i disagi. Insomma, organizzatori e amministrazione comunale soddisfatti per questi 18 giorni di musica in una location che continuerà ad ospitare anche in futuro Suoni di Marca. Le mura sono il luogo ideale perché dopo 28 anni l'equilibrio tra il festival e la città è proprio dato dalle mura di Treviso, perché sono fruibili a piedi dalla città, e dalle mura si può andare in città, quindi ripercorrendo quelle che sono le attività. Ricordiamo che sulle mura vengono molti ristoratori della città. Archiviata questa edizione, si guarda già all'anno prossimo con l'obiettivo di confermare anche per il 2019 la qualità dei cantanti che saliranno sul palco e anzi aumentare proprio i palcoscenici lungo una camminata che punta a diventare ancora più lunga. Stiamo valutando a livello logistico di porre qualche cambiamento, quindi sì, può essere allungata, però devono essere aumentati anche i palchi musicali all'interno, perché non deve essere un percorso enogastronomico, ma deve essere un percorso musicale. Lo sport, un pezzo di Marca trevigiana nell'ultima giornata, una giornata trionfale per l'Italia agli europei di nuoto di Glasgow. Dopo l'oro del triestino Piero Codia nei 100 farfalle, infatti, la 22enne stella del nuoto di Montebelluna, Margherita Panziera, ha vinto i 200 d'orso con il tempo di 2:06 e 18. Ed ora la memoria della Grande Guerra, non solo uomini protagonisti del conflitto. Se oggi infatti possiamo conoscere i volti del conflitto è anche grazie a chi l'ha raccontato con la fotografia, come Alice Schleck, la prima fotoreporter donna di guerra. Guerra e giornalismo, guerra e informazione, una delle protagoniste fu Alice Schleck, austriaca, nata il 21 agosto 1874 da una famiglia dell'agiata borghesia liberale. La sola donna reporter, accanto alla giornalista ungherese Margit Verzi, a essere ammessa come corrispondente all'Imperial Regio Ufficio della Stampa di Guerra. Dal 1915 al 1917 fu inviata sul fronte alpino tirolese, in Serbia, nell'Isontino e in Galizia. Per i suoi articoli, le sue foto
foto e i suoi resoconti ottenne diversi riconoscimenti, tra cui la Croce d'Oro al merito con la corona sul nastro della medaglia d'onore al valor militare. Nei suoi scritti un ritratto pulito e acritico di ciò che stava accadendo, fornendo vivide immagini dei soldati al fronte, portando ai civili che rimanevano a casa uno spaccato di ciò che accadeva in trincea, focalizzando l'attenzione sulle persone. Avendo ottenuto parecchi successi, avendo messo in ombra gran parte dei colleghi maschi, venne presa di mira, tanto che alla fine del 17 perse l'accreditamento come corrispondente di guerra. Al termine del primo conflitto si impegnò per il movimento femminile. Arrestata dalla Gestapo nel 1939 scappò ed emigrò in America, dove morì nel 1956. Si sono svolti questa mattina a Santa Lucia di Piave i funerali di Armida Maccari, 81 anni, morta dopo una lunga malattia. Mamma del comandante dei Carabinieri di Valdagno, Mauro Maronese, lascia altri 3 figli, Lorena, Ugo e Vania. Alla cerimonia erano presenti anche i comandanti provinciali dei Carabinieri di Treviso e Vicenza. Con questa notizia si chiude questa edizione dei nostri telegiornali dedicati alla provincia di Treviso. Vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per essere stati con noi. Buona serata. General Beton Calcestruzzi, a fianco di chi costruisce e lavora in qualità. General Beton è presente in tutto il Veneto, Friuli, Venezia Giulia e all'estero. Ben ritrovati con il meteo di Antenna 3. Qualche temporale in più oggi sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio. In Veneto ampio soleggiamento ovunque al mattino, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque. Col passare delle ore tempo via via più instabile sui settori alpini e prealpini, in locale sconfinamento alle aree pianeggianti limitrofe. Temperature minime tra 20 e 25 gradi, massime tra 29 e 35 gradi. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Poche novità anche sulla nostra regione, il tempo sarà asciutto e stabile con ampio soleggiamento su tutti i settori al mattino, poi qualche temporale sarà possibile sui rilievi fin verso le medio-alte pianure. Cielo sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature minime tra 20 e 23 gradi, massime tra 31 e 34 gradi. Infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Al mattino sarà instabile con qualche piovasco solamente sui settori alpini di confine, più asciutto e soleggiato invece altrove. Col passare delle ore peggiorerà ovunque con temporali in estensione un po' a tutta la regione. Temperature minime intorno ai 19 gradi, massime comprese tra 30 e 32 gradi. General Beton Calcestruzzi, a fianco di chi costruisce e lavora in qualità. General Beton è presente in tutto il Veneto, Friuli, Venezia Giulia e all'estero.